In Nagorno-Karabakh è guerra aperta tra Armenia e Azerbaigian, un conflitto che dura da più di 30 anni. Nel Mediterraneo di Levante si inasprisce la contesa tra la Turchia, la Grecia e Cipro per il controllo dei giacimenti di gas. L'epidemia di coronavirus in espansione nell'Europa orientale minaccia i già precari diritti dei lavoratori transfrontalieri. Est-Ovest è stato nelle scuole della minoranza italiana a Capodistria e Isola per capire come la Slovenia ha organizzato l'educazione durante la pandemia. In Croazia, in barba ai distanziamenti sanitari, una balena è diventata la stella dell'estate in Dalmazia. Questa è la guerra in Nagorno-Karabakh, nel cuore del Caucaso, una regione all'interno dell'Azerbaigian ma abitata da una maggioranza di armeni. Un conflitto iniziato nel 1988 fino al 1994, erano morte più di 30.000 persone. Poi questa guerra è stata congelata. Da allora il Nagorno-Karabakh è controllato da un governo separatista armeno, ma l'Azerbaigian non ha mai accettato questa situazione. Da luglio è stato un crescendo di scontri, scaramucce e provocazioni che in questi giorni si sono trasformati in guerra. I morti, azeri e armeni, civili e militari, sono alcune centinaia. Il professor Aldo Ferrari dell'ISPI è docente all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove tra l'altro insegna storia del Caucaso, spiega le ragioni del conflitto. Senza andare troppo indietro nel tempo, partiamo dal momento culminante, vale a dire la guerra tra il 1991 e il 1994, che ha visto quella che era una regione abitata prevalentemente da armeni, il Karabakh, collocata in epoca staliniana all'interno dell'Azerbaigian, ottenere un'indipendenza de facto ma non de jure dopo una guerra piuttosto violenta. Da allora non c'è mai stata una pace ma solo un armistizio periodicamente rotto da scontri anche violenti, così che quello che avviene oggi purtroppo non è un'eccezione ma l'ultima pagina di una storia molto negativa che ancora non riesce a trovare una conclusione adeguata. In Nagorno-Karabakh sia l'Azerbaigian sia l'Armenia impiegano in modo massiccio mezzi corazzati, artiglieria e aviazione. Una guerra condotta però anche contro i civili, con scambi reciproci di accuse di atrocità e tentativi di pulizia etnica. In questi anni l'Azerbaigian ha sviluppato moltissimo la propria economia, si è armato in maniera intensissima, ha l'appoggio forte ed esplicito della Turchia di Erdogan. Il mondo in questo momento è distratto da eventi importanti come la rivalità tra Stati Uniti e Cina, come il virus, il Covid. Può essere considerato un momento adatto per riprovare a riprendersi questo territorio. Teniamo presente che già da luglio ci sono stati scontri molto intensi, non si era mai verificato una ripetizione così ravvicinata di questi incidenti militari. Effettivamente la situazione sta degenerando. Gli armeni sono invece aiutati dalla Russia. Putin sta tentando di rianimare gli accordi di Minsk che avevano garantito la pace armata concordata nel 1994. Ma su che base è possibile ipotizzare una mediazione e una trattativa di pace? La soluzione possibile deve ancora una volta essere esplorata dal gruppo di Minsk, che è la struttura preposta dall'OSCE alla soluzione del conflitto, ma sinora il problema principale era rappresentato dal fatto che sono in conflitto non solo due paesi e due popoli, ma anche due principi diversi del diritto internazionale: l'autodeterminazione dei popoli, che favorisce gli armeni, e l'integrità territoriale, che favorisce gli azeri. Se si ripropone di nuovo la trattativa su queste basi, i due principi si elideranno ancora come in passato. È necessario inventare, proporre una soluzione nuova che probabilmente scontenterà gli uni e gli altri, almeno in parte, ma è necessario a questo punto muoversi perché lo status quo non regge più. Ha retto male per 26 anni ma ormai non sta più in piedi. Aspettando la diplomazia, continua il calvario di azeri e armeni. In Bielorussia continuano le manifestazioni contro il presidente Lukashenko, iniziate ad agosto dopo le elezioni presidenziali, evidentemente falsate da brogli. La polizia ha inasprito la repressione violenta del dissenso. L'Unione Europea non riconosce Lukashenko e ha varato sanzioni contro il potere di Minsk.
Nel frattempo anche Svetlana Alexievich, premio Nobel per la letteratura e membro del Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa, ha lasciato il paese per un viaggio in Germania e Italia. Dei 7 membri del presidio del Consiglio di coordinamento dell'opposizione, oltre alla Alexievich, 5 sono stati arrestati o portati all'estero con la forza o costretti all'esilio. Svetlana Tikhanovskaya, candidata dell'opposizione alle presidenziali, a Vilnius ha incontrato il presidente francese Macron e nei prossimi giorni dovrebbe volare a Berlino, dove sarà ricevuta dalla cancelliera Merkel. Sulla linea che oggi demarca il confine tra Cipro Nord, occupata dai turchi dal 1974, e Cipro Sud, la Repubblica di Cipro, l'unica riconosciuta dalla comunità internazionale, provano a tenersi in funambolico equilibrio le cancellerie di mezzo mondo. Si corre il rischio di un'escalation di tensioni per lo sfruttamento delle risorse energetiche di cui è ricco il mare cipriota. Il gas estratto qui dovrebbe arrivare in Europa dopo la liquefazione negli impianti egiziani attraverso una rete di condotte sottomarine via Israele, Cipro, Grecia e Italia. Su questa traiettoria si è messa di traverso da un paio d'anni la Turchia, che rivendicando parità di diritti sulle riserve di idrocarburi nell'area, continua ad effettuare esplorazioni nella zona economica esclusiva di Cipro Sud, minacciando con navi militari e uomini anche le isole greche situate a ridosso delle sue coste. Prova a spiegare le ragioni di Ankara l'analista turco-cipriota Ahmet Sözen. Negli ultimi anni la Turchia è rimasta esclusa, quasi ignorata nell'area del Mediterraneo orientale, il che ha favorito un isolamento sempre maggiore del paese. C'è un blocco di nazioni di fronte alla Turchia che hanno stretto un accordo tra loro che va contro gli interessi di Ankara: Grecia, Israele, Egitto. Se Ankara mostra i muscoli, gli altri paesi non stanno a guardare. Da pochi giorni è nato il Forum del Gas del Mediterraneo orientale, un'organizzazione regionale formata da Egitto, Cipro, Grecia, Israele, Italia, Giordania e Autorità Nazionale Palestinese, a cui dovrebbe presto aggiungersi la Francia, più gli Stati Uniti e l'Unione Europea come osservatori. Cipro Sud, intanto, pur essendo d'accordo in sede europea sulle sanzioni contro il regime in Bielorussia, ha posto il veto chiedendo all'Europa di applicare lo stesso provvedimento contro la Turchia che, anche per evitare le sanzioni, ha parzialmente aperto al dialogo con Bruxelles. Certo la tensione è alta, ma intanto registriamo un passo positivo nel braccio di ferro con la Grecia. Il problema è che la Turchia è ancora nella zona economica esclusiva di Cipro e questo è un segnale che intende lanciare per affermare la sua presenza in tutto il Mediterraneo orientale. Questo è motivo di grande preoccupazione per Cipro. Erdogan chiede all'Unione Europea di assumere una posizione imparziale sulla questione e smetterla di sostenere la Grecia, accusata di soffiare sul fuoco. La parte turca di Cipro ha presentato 2 proposte per aderire alle estrazioni e alle esportazioni di queste risorse nel 2012 e lo scorso anno. Sfortunatamente Cipro Sud ha respinto ogni proposta in questo senso, lasciandoci così senza alternative, ma siamo sempre pronti a cercare soluzioni condivise. Proprio la Turchia, però, ha più volte impedito alle compagnie internazionali, tra cui l'italiana Eni, di compiere esplorazioni nei blocchi contesi con Cipro Nord, dispiegando la propria marina militare. Ma se la Francia ha subito reagito inviando le sue navi e rifornendo di armi la Grecia, l'Italia ha assunto posizioni più diplomatiche. Proprio l'Italia viene invitata da Cipro Sud ad alzare un po' la voce. È un fatto che la Francia abbia mostrato solidarietà, ma anche azione. L'Eni ha diversi giacimenti nella nostra zona economica esclusiva, così come la Total francese, e quindi credo che sia interesse del governo italiano avere un ruolo più attivo nell'affiancare i nostri sforzi per contrastare l'offensiva illegale dei turchi. Ogni scenario è aperto, insomma, nel Mediterraneo, le cui acque sono sempre più agitate.
La seconda ondata del coronavirus sta investendo in modo drammatico l'Europa orientale e i Balcani. I casi un po' ovunque sono in aumento. L'Ungheria ha deciso di chiudere le frontiere, altrettanto ha fatto la Repubblica Ceca, che con la Slovacchia ha proclamato lo stato d'emergenza. Drammatica la situazione anche in Ucraina, Moldova, Serbia, Bulgaria, Romania, Macedonia del Nord, Montenegro e Grecia. La Croazia sta affrontando una recrudescenza di casi, prodotto dei contagi avvenuti durante l'estate. Nelle ultime 2 settimane l'indice dei morti per Covid ogni 100.000 abitanti in Italia è stato di 4 decimi di punto, in Repubblica Ceca dell'1,4, in Ungheria dell'1,2, in Croazia e Bulgaria dell'1,1. La situazione più drammatica in Romania con il 2,9, molto vicino al tragico 3,3 della Spagna. Il coronavirus incide anche sulla politica. In Repubblica Ceca il premier Babiš è stato costretto a sostituire il ministro della Salute. Durante l'estate a Praga, in Boemia e Moravia il rispetto delle misure di prevenzione è stato molto blando. Sergio Tazzer, il creatore del format Est-Ovest, spiega i motivi che hanno indotto i cechi a sottovalutare il Covid. Perché loro facevano riferimento alla Germania e la Germania è a macchia di leopardo, la Baviera rigida, il Nord Reno-Westfalia in un primo momento non rigido, dopo la cancelliera Angela Merkel ha tirato le redini e quindi anche in Repubblica Ceca si sono resi conto che il Covid da loro c'era e mordeva. La nuova ondata, un po' come succede da noi, ha 2 ambiti di contagio, le scuole e le fabbriche. In alcuni paesi, Romania e Bulgaria, soprattutto sui social, ci sono state pesanti polemiche, una caccia alle streghe nel mondo del web contro gli emigrati all'Ovest che durante le ferie estive erano tornati in patria. Emigrati, lavoratori stagionali, ma anche quelli transfrontalieri hanno poi subito anche nei paesi dove lavorano discriminazioni amministrative, in alcuni casi non motivate da necessità di sicurezza sanitaria. Luca Visentini a Bruxelles guida la Confederazione Europea dei Sindacati, sigla che riunisce i sindacati più rappresentativi di ogni paese europeo. Per i lavoratori in mobilità c'erano ostacoli e discriminazioni anche prima della pandemia Covid, difficoltà ad avere un contratto di lavoro regolare, ad avere una retribuzione adeguata, ad avere accesso alle prestazioni sociali, ma ovviamente con la pandemia la situazione è ulteriormente peggiorata, soprattutto per coloro, lavoratori frontalieri o distaccati, che lavorano in settori dove non è possibile il lavoro a distanza, l'agricoltura, l'industria, il turismo. Queste persone hanno perso il posto di lavoro o, nelle migliori delle ipotesi, sono stati sospesi dal lavoro ma senza retribuzione. Ecco che allora è necessario assolutamente mettere in campo misure di emergenza per tutelare queste persone. La prima è che bisogna aprire i confini e garantire che le persone possano attraversare i confini per andare a lavorare vedendo tutelata la propria salute. Il secondo elemento è che bisogna garantire a queste persone parità di trattamento e accesso alle prestazioni sociali e il terzo elemento è che bisogna combattere gli abusi e le discriminazioni. Eccezione virtuosa per il basso numero di contagi sono i 3 paesi baltici. Fuori dalla scuola senza mascherina, appena varcano il portone la indossano, igienizzano suole delle scarpe e mani. Visti così potrebbero sembrare studenti in epoca Covid in una qualunque scuola italiana. Ma qui siamo a Capodistria, in Slovenia, appena oltre il confine a pochi chilometri da Trieste, e questa è la scuola elementare di lingua italiana Pierpaolo Vergerio, che comprende anche la scuola media, 295 studenti in tutto in 5 diverse sedi. Per tutti loro il rientro a scuola nell'anno del Covid non è una novità di queste ultime settimane, perché il 18 maggio dello scorso anno scolastico, quando la Slovenia aveva dichiarato conclusa la fase emergenziale, gli studenti sono rientrati in classi scaglionati, alcuni anche solo per 3 settimane finali. Perché nella didattica a distanza si è constatato che a questi ragazzi mancava soprattutto il contatto umano con gli insegnanti, con i compagni di classe. La scuola, con i suoi 410 anni di storia alle spalle, ha saputo adeguarsi alla didattica a distanza su una piattaforma resa disponibile dal Ministero dell'Istruzione sloveno, 2 mesi di lezioni online. Diciamo bene, ma solo all'inizio, perché io ho difficoltà a organizzarmi da solo. E nei mesi successivi ho cominciato a non fare i compiti, forse mi presentavo alle lezioni ma non prestavo attenzione. Era parecchio bello per me stare a casa, era più facile da gestire il tempo e insomma era anche a posto anche da casa.
Qui, come nelle scuole slovene, non è stato necessario comprare migliaia di banchi come abbiamo visto fare in Italia. I banchi erano già quasi tutti in monoposto, quelli doppi sono stati messi in mensa, creati più turni, distanziate le postazioni. Al piano superiore del palazzo, il liceo, a maggio sono rientrati i ragazzi del quinto anno e quelli più in difficoltà. Penso che l'esperienza del rientro di maggio, non per tutti ma per i ragazzi che dovevano recuperare, questa è stata una bella esperienza che ha aiutato a preparare dopo il rientro a settembre. Un'appassionata docente di fisica con 44 anni di insegnamento, ora in pensione continua ad insegnare, ci mostra il museo con gli strumenti didattici della fisica usati fin dall'Ottocento e in mano tiene l'ultimo prototipo di un modello di Pitagora realizzato con la stampante 3D. Ritornare a scuola voleva dire per molti recuperare il rapporto con i ragazzi, recuperare il rapporto con i professori, quindi è stato sicuramente positivo per poter riprendere adesso a settembre più sereni, sempre con molta attenzione ma senz'altro più sereni e più organizzati. In tutta l'Istria si contano circa 700 studenti iscritti alle scuole italiane. Abbiamo alunni provenienti prima di tutto dall'Italia, famiglie italiane che si trasferiscono in Slovenia, poi abbiamo alunni provenienti dall'Ungheria, qualcuno dalla Russia, dall'Ucraina. Ci spostiamo ad Isola, sempre sul lungomare della costa istriana, all'Istituto Tecnico Professionale Pietro Coppo. Anche qui la scuola è stata aperta lo scorso maggio appena si è potuto. A maggio sono rientrate tutte le classi finali, sia delle professionali che delle classi tecniche. Sono rientrate appunto per la preparazione agli esami di matura, agli esami finali e poi per la matura stessa. Gli studenti delle altre classi che sono rientrati chi erano? Erano quei alunni, quei ragazzi che da remoto non hanno fatto bene e quindi sono rientrati proprio per migliorare i voti, per migliorare il voto in determinate materie. Abbiamo incontrato alcuni ragazzi che hanno preso l'abilitazione professionale e ora proseguono con i 2 anni finali per il diploma. È stato bello riavere un contatto con la scuola e ripartire dal programma e sentirsi più sicuri agli esami. Specchi intelligenti, monitor magici, ragni meccanici, persino auto telecomandate dal pensiero. Nell'aula informatica progetti che hanno ottenuto riconoscimenti internazionali di questi ragazzi che ora in epoca Covid aguzzano l'ingegno e non si fermano. Stiamo cercando insieme ai ragazzi di realizzare una mascherina intelligente che riesce a valutare la distanza tra le persone. Normalmente la mascherina è aperta e quando ci si avvicina una persona automaticamente si chiude. Pacifica, oziosa, vanitosa nella sua grandezza, in Croazia è la stella di questo crepuscolo d'estate, una balena che da settimane si trattiene in Dalmazia nel braccio di mare che separa l'isola di Pago dalla terraferma. Buongustaia, ad attirarla nel canale del Velebit è stata soprattutto la grande abbondanza di scampi di cui è ghiottissima. Per i ricercatori, i biologi marini, un'occasione unica per studiare questi mammiferi, i più grandi animali del mondo. Queste nostre ricerche sono un'occasione unica per avvicinarci all'animale e osservarlo, per identificare il mammifero e registrarlo, verificare lo stato di salute, fotografarlo nel suo ambiente. Il nostro obiettivo è capire se l'Adriatico potrebbe essere uno spazio dove favorire la conservazione di questa specie, che sappiamo essere in estinzione nel Mediterraneo. I biologi, usando una balestra, hanno anche ottenuto del materiale biologico della balena per poterne studiare il DNA e immetterlo in una banca dati comune accessibile a tutti i ricercatori dell'ambiente marino. Con la balestra siamo riusciti a prendere questo campione di tessuto. In pratica abbiamo fatto una biopsia alla balena. L'animale neanche si è accorto di questo prelievo. Per lei è stato meno che una puntura di spillo, un graffio. Per noi invece questo campione è importantissimo. Analizzando il DNA della pelle riusciremo a scoprire molto sulla vita di questa balena.
Durante tutta l'estate la presenza della balena era stata segnalata da moltissimi turisti, naviganti, pescatori o isolani. Moltissimi sono riusciti a fotografarla ed a inviare le immagini all'Istituto Plaviziet di Lussino, che da anni studia i grandi mammiferi in Adriatico, i delfini, le foche monache e appunto le balenottere. Abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni sulla balena, credo più di 200. Vorrei ringraziare tutti. Queste informazioni sono preziosissime per capire cosa sta succedendo in Adriatico. In tantissimi hanno voluto condividere l'emozione di vedere un animale grande 15 metri. Molti ci hanno scritto che hanno avuto paura. È comprensibile, bisogna però dire che, in linea di massima, si tratta di una specie assolutamente pacifica e innocua. Avvistamenti di balenottere comuni in Dalmazia sono piuttosto frequenti. La specie però in Adriatico non è stanziale. Gli scienziati sospettano che con il riscaldamento globale anche le balenottere potrebbero cambiare abitudini.